tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, oggi andrò a sistemarvi un pochino perché con la mascherina si sa non è che ci si può truccare più di tanto, e giusto per uscire un attimo perché in Veneto già da oggi che è 19 dicembre siamo diventati zona rossa e quindi si può uscire entro le 14 e dopo solo nel proprio comune. Vado intanto ad applicare il correttore perché le occhiaie mi salutano, ho delle occhiaie spaventose. Questo qui l'ho preso su Shein ed è della marca She Glam. Mentre vi dicevo che da lunedì poi tutta Italia diventerà zona rossa, quindi non ci si potrà vedere con i propri parenti. E bisogna prestare molta attenzione a questo perché la situazione sembra ritornata indietro, cioè invece di andare avanti andiamo indietro. Infatti leggevo proprio prima che i numeri sono quasi come marzo-aprile, e non è il massimo. Vado giusto a correggere le imperfezioni del viso come le occhiaie, poi vado a fare un leggero contouring con questa palettina di Kiko, giusto per dare un po' di colore al viso. Questo è anche un trucco veloce adatto per tutti i giorni, non solo per quanto riguarda la mascherina e quant'altro. Può essere un trucco anche veloce da tutti i giorni o per uno che magari non si sa truccare. E ora vado a sistemare le sopracciglia con la matita di Bottega Verde. Io non ho molto da sistemare sulle sopracciglia, vado giusto a delineare la forma, mantenendo la mia di forma, vado giusto a riempire dove magari vedo che ci sono degli spazietti bianchi, che può succedere. Birba, dai, vai. Intanto Birba era qui che voleva uscire. Lei dove sono io ci deve essere lei. Ho sistemato anche le sopracciglia, ora passo al mascara, sempre della Bottega Verde. E poi il trucco è terminato, molto leggero, giusto l'indispensabile per uscire di casa così un po' sistemate.
Inoltre oggi è il mio compleanno, ma per la situazione che c'è, devo dire la verità, ma non sento proprio questo giorno come se fosse il mio compleanno, come un giorno di festa, tanto per far capire. Allora, il trucco è fatto. Ho messo questa felpa di Topolino presa da Chiabi ormai un po' di tempo fa e diciamo meglio di prima è consoli praticamente consoli 4 prodotti. E voi che cosa farete di queste feste? Sicuramente parecchi resteranno a casa. Ci dobbiamo fare un po' di forza perché altrimenti non ne usciamo più da questa situazione. E niente, noi andiamo un attimino al supermercato perché mi servono delle cose e ci vediamo dopo.
Eccomi qui. Allora, da Lidl ho preso questo berrettino fatto a turbante della linea Esmara, circa 3 euro, 3 euro, 3,90 euro, ed è fatto così, è leggero, però vi tiene comunque al coperto. Mi è piaciuto e l'ho voluto prendere. Mi pare che c'era anche rosso. Poi siamo andati al Bennett, come avete visto dal video. Birba ferma. Allora, al Bennett ho preso questi snack per Birba. Sono degli snack marca Bennett e costano circa 45 centesimi. Poi ho preso queste confezioni che ricreano loro, sicuramente con la frutta che avanza, 50 centesimi, 2, 4, 6, 7 mele, un affare. Poi altri snack per Birba, si fa la brava, questo qui al salmone e un altro al pollo. Poi a 1 euro c'era questa candela molto natalizia, la profumazione, mela speziata. Poi sempre a 1 euro questo profumatore per ambienti, quelli là con i bastoncini al muschio bianco. Poi la maionese e un po' di verdura, le coste. E questo è quello che abbiamo preso. Poi abbiamo preso un po' di panettoni Pandoro e via da regalare, da mangiare durante le feste.